pronti da 7 in punto. Abbiamo voluto iniziare questa puntata di 7 in punto con questo video in cui abbiamo sentito delle parole ricorrenti: governance e network. E il realizzatore di questo video è qui con noi ed è Riccardo Darè. Il progetto a cui ha partecipato e con il video che abbiamo visto ha vinto è Dance Your PhD. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno. E benvenuto. Lei è un giovane, non più ricercatore perché ha finito la sua esperienza di ricercatore, ma continua a lavorare al Dipartimento TESAF dell'Università di Padova. Insomma, una delle giovani speranze del nostro Paese. Ci spiega un pochettino, perché tutte queste parole, governance, network, PhD, abbiamo visto molti ragazzi che ballavano, abbiamo visto un filo rosso, abbiamo visto lei che faceva il direttore d'orchestra. Cosa significa questo video? Questo video cerca in qualche modo di spiegare i risultati della mia ricerca di dottorato. Io ho concluso il dottorato un anno fa, esattamente un anno fa. Dottorato in che cosa? In economia territoriale, estimo ed economia territoriale. Che cos'è l'economia territoriale e l'estimo? L'estimo è la valutazione dei beni materiali e immateriali. L'economia territoriale cerca di studiare quali sono quei fenomeni economici che in qualche modo dirigono un territorio. Non distruggono l'ambiente anche. Non distruggono il nostro mondo. Certo. Quindi come conservare le ricchezze che la natura ci dà e in qualche modo implementarle e dare vita anche a chi vive nel mondo, cioè quindi i ragazzi, i giovani. Certo. Nel frattempo, mentre finivo il dottorato, un mio collega mi ha segnalato questo concorso della rivista Science, che è un nome molto noto a livello scientifico, e mi ha detto: questo è un concorso per te, puoi farcela. Ho detto: beh, ci penso magari quando finisco. E la rivista Science cerca in qualche modo di promuovere la creatività all'interno della scienza, la comunicazione, cioè cercare di comunicare con parole semplici i risultati della propria ricerca. Ed era già il quarto o quinto anno che questo concorso veniva realizzato, e poi nessun italiano aveva mai partecipato, quindi noi abbiamo detto: dai, ci lanciamo. E ho proprio fatto un network fra vari amici, molti sono colleghi, altri invece sono amici miei al di fuori dell'università, e abbiamo realizzato questo video dove l'unica regola è quello di ballare. Ballare, il dottorando doveva ballare, e noi in più abbiamo anche realizzato la musica, che è stato un po' il nostro cavallo di battaglia. Il concorso era diviso in 4 categorie: fisica, chimica, matematica e scienze sociali. Noi eravamo in quest'ultima categoria e abbiamo vinto il premio di categoria. Perché avete vinto il premio di categoria Scienze Sociali? Che cos'è il PhD? Perché so che è difficile magari per voi giovani spiegare a noi che abbiamo qualche anno di più cose che fanno parte della vostra vita, della vostra quotidianità, però non è comprensibile. Se riesce a esemplificare questo concorso, perché nelle scienze sociali? No? Allora, il concorso era alla fine la nostra materia non rientrava in nessuna delle 4 categorie, perché poi io sono laureato in scienze statistiche, la mia comunque era una tesi abbastanza matematica, però alla fine abbiamo studiato le relazioni sociali con la social network analysis fra i vari stakeholder, i vari portatori di interesse del territorio. E quindi la redazione di Science ha deciso di inserire il nostro video all'interno di Scienze Sociali, perché in qualche modo comunque noi studiavamo attraverso indicatori di buona governance le relazioni fra sociali, appunto, fra i vari attori. Nella fare la sceneggiatura, no, di questo video, lei ha scelto delle figure cosiddetti stakeholders professionali, alcune facilmente identificabili, altre no. Ha scelto un contesto che potrebbe essere un bosco. Di dove questo bosco? Se è un bosco qualunque come rappresentazione dell'ambiente in qualsiasi posto del mondo, se c'è una localizzazione nel territorio dove vive, e poi come
come mai questo bosco che sa tanto di Europa, nella composizione della musica si sono scelti ritmi tribali che richiamano un po' all'Africa, piuttosto che a un ritorno forse ad una vita incontaminata. Cioè, quali sono gli elementi focali, che cosa avete voluto esprimere con questo video? E tutto era abbastanza studiato e ricercato. L'idea del bosco, che fra l'altro alla fine è il Parco Roncaiete qua a Padova, era voluto perché la mia tesi si basava principalmente sulle risorse naturali e sullo studio della buona gestione dei parchi nazionali. Quindi avevo dei casi studio, uno era il Parco Dolomiti Bellunesi, un altro era invece il Parco Durmitor in Montenegro, quindi comunque sempre a livello europeo, e quindi il bosco era fondamentale. La musica tribale... Quindi ho indovinato che era un bosco europeo. Certo, alla fine. E non l'avevo visto prima il video. E alla fine l'idea della musica tribale nasce un po' perché un mio collega suona in questo gruppo e quindi comunque era utile. Io poi fra l'altro non ho un gran senso del ritmo e quindi... Ma c'è una dimensione comunque globale nel rispetto del pianeta? Sì, scegliere la musica tribale è anche una sottolineatura di ritorno alla natura, ritorno al rispetto dell'ambiente, ritorno ad un'etica anche della crescita dell'individuo. Il focus è sicuramente la natura. L'albero era anche molto importante, poi lavorando io all'interno di un dipartimento forestale ci tenevo che questa cosa venisse sottolineata, e la musica sicuramente aiuta questo, aiuta a far capire che alla fine la buona gestione, cioè l'oggetto della buona gestione è comunque la risorsa naturale, quindi il bosco in questo caso, il parco, piuttosto che la risorsa comunque nel suo insieme. La scelta degli stakeholders, lei a un certo punto indossa un abito quasi da direttore d'orchestra, sì. Un completo nero con il fifì, e poi c'è un filo rosso, abbiamo visto varie anche figure femminili, dei camici bianchi, insomma ci spiega? Sì, io in qualche modo rappresentavo la buona governance, che può essere appunto la direzione del parco, dell'ente parco, piuttosto che l'attore pubblico in generale. La buona governance è una visione nuova dell'attore pubblico, che deve in qualche modo fare network e creare una rete fra i vari attori per avere un impatto sul territorio. Gli attori che io ho intervistato durante i miei 3 anni di dottorato, di PhD, sono sia sindaci, quindi appunto c'era la fascia del sindaco, che era forse la più evidente, sia attori economici locali, piccoli attori economici, sia esperti montani, piuttosto che altri enti pubblici, tutti quegli attori che in qualche modo gestiscono un territorio. Noi li abbiamo divisi in 7 categorie, seguendo un po' quello che viene definito in letteratura, e i 2 personaggi col camice bianco invece rappresentavano gli indicatori. Avevano questa freccia, ed era la freccia è anche abbastanza curiosa perché in qualche modo l'indicatore ha un senso solamente se c'è un oggetto ben definito da indicare. Quindi se uno vuole fare valutazione prima deve definire qual è l'oggetto della valutazione. Nel nostro caso appunto è la governance, quindi 2 indicatori quando entrano indicano il direttore d'orchestra. Il filo rosso? Il filo rosso è il network, quel network che in qualche modo doveva rimettere armonia nel caos. Non a caso quindi l'immagine del direttore dell'orchestra, certo, no? Che fa armonia. Certo, certo. Gli alberi con le facce, con espressioni diverse e sempre sorridenti, però alberi animati. Alberi animati, sì. Questo è stato un tocco così per rendere più colorato il video. No, però comunque ogni attore era legato anche col colore al proprio albero. In questo modo si creava sempre questo filo che conduceva... Sempre la rete, il network. Sempre la rete. Quindi governance e network, che sono le 2 parole d'ordine. 3 con indicators. Con gli indicators. E quindi qui ci serviva anche un po' per avere un colpo d'occhio forte, quindi il colore rosso riportava sempre il suo albero e il suo strumento. Siete stati premiati con il maggiore riconoscimento. Quali sono state le motivazioni? Come mai voi siete riusciti per la vostra categoria a raggiungere questo premio? Visto insomma è una rivista scientifica di livello internazionale, quindi un notevole riconoscimento avete ottenuto. Allora, la valutazione era su 2 criteri, uno sia sul merito scientifico, infatti la composizione della giuria era mista, c'erano sia professori della Harvard University,
sia coreografi professionisti. Quindi da una parte c'era il merito scientifico, dall'altra parte appunto la comunicazione del video, il balletto in sé. Il contenuto del messaggio, ma anche il modo in cui il video è stato realizzato. Certo. E quindi quando mi hanno chiamato da Los Angeles mi hanno fatto i complimenti e hanno detto che in primis gli è piaciuto molto la musica originale, e poi anche appunto come era stato curato da ogni singolo dettaglio. Poi ovviamente comunque noi non siamo professionisti, infatti si vede che comunque il video non è di altissima qualità, però sono stati premiati lo stesso. Quanto la comunicazione video è importante anche nella comunicazione scientifica, perché poi i vostri ambiti, lei diceva, io lavoro a economia territoriale che afferisce al dipartimento di TESAF, che è? Spieghiamo. Territorio e sistemi agroforestali. Ecco, sistemi agroforestali, e quindi mi occupo di ambiente, di territorio, però comunque c'è un riferimento alla governance, e quindi si parte dalla gestione del territorio per poi arrivare alla gestione della società, no? È un cambio di rotta nel vedere. Insomma, parliamo in un momento abbastanza anche significativo, no? Certo. Si parte dal territorio, ma territorio nel senso di rispetto del territorio e delle regole che dà la natura, per poi gestire la società, quindi c'è anche una connotazione politica. Sì. E comunque, pur in una governance di network, c'è un direttore d'orchestra. Certo. Quindi è un messaggio multimediale, sia da un punto di vista della realizzazione tecnica, ma anche dal punto di vista del contenuto. Quindi mi sorge spontanea alla domanda, come si può applicare questo modello nuovo di governance che voi giovani esprimete nella società italiana? Cioè, visto che comunque anche l'esito delle urne ha dato spazio a un movimento 5 Stelle che comunque è fatto di giovani, comunque è fatto di donne, comunque è fatto di un popolo che con la comunicazione multimediale è cresciuto. Quindi ci troviamo di fronte a che novità, che cambiamento? Forse lei è più in grado di noi di comunicarcelo. Non vogliamo un video, sì, ci mettiamo le parole. Neanche un balletto. No, la comunicazione è sempre più importante, lo si è visto appunto, come dicevi tu in questo momento, adesso nelle ultime elezioni, la comunicazione e la trasparenza è fondamentale. E questo lo vedo anche a livello locale, nella politica locale, l'importanza di essere trasparenti quando si fanno certe scelte politiche e sul territorio. Ci sono sempre più tavoli di concertazione. Questo ovviamente è un'arma a doppio taglio, che è quello che forse il politico oggi fa fatica a capire, nel senso che l'essere trasparente poi ovviamente devi anche rispettare certi canoni, certe regole che ti dai. Trasparenza e coerenza vuol dire però partecipazione. Non fare solo protesta. Insomma, di ieri la notizia del leader del Movimento 5 Stelle, noi non daremo mai la fiducia, però voteremo i singoli provvedimenti. È un atteggiamento giusto di governance, chiamiamola così, sostenibile, che parte dal basso, che scardina anche il modo di vedere la politica? Ma io ho sempre sostenuto l'idea di politica non partitica, quindi questa è un'idea che comunque a me piace e che sposo appieno, quindi la vera politica è il fare qualcosa, il sporcarsi le mani. Poi io vengo comunque da un background scoutistico, quindi questa cosa è molto importante e sicuramente la partecipazione dal basso è fondamentale. Ovviamente, appunto, come dicevo prima, è un'arma a doppio taglio, la partecipazione crea anche molta aspettativa, quindi bisogna saperla gestire. E questo lo vedo anche in alcuni tavoli di concertazione anche a livello locale che sono stati fatti, tu inviti i vari stakeholder, i vari giovani e poi gli prometti qualcosa, devi essere sicuro dopo di riuscire a leggere veramente le esigenze del territorio. Comunque sicuramente un primo passo della partecipazione è fondamentale. Io ovviamente sto parlando del Movimento 5 Stelle perché mi sembra che sia quello che apre a questa nuova visione, no? Certo. Di concertazione, che è una visione che probabilmente devono iniziare a pensare anche i, chiamiamoli, politici tradizionali. Sì. Sicuramente è un'idea che scardina quello che c'è adesso. Che umore c'è all'università? Io ne approfitto, adesso ti do anche io del tu, visto che mi hai dato del tu, sì, della tua... No, ma mi piace questa idea, anzi è che questo è un approccio innovativo di governance nuova, però c'è una vecchia regola della televisione che è quella di dare spazio alla pubblicità. Ci vediamo tra un paio di minuti, grazie.
Siamo tornati in studio con il nostro ospite Riccardo Darè, che è non è più ricercatore, ha fatto un passo in avanti ma non è ancora docente. Come si definisce al TESAF dell'Università di Padova? Insomma, uno degli studiosi che portano avanti la ricerca, no? La ricerca nell'ambito... È abbastanza complicata la tua economia territoriale, cioè la tua specifica missione, quella di studiare il territorio, ma di studiarlo da un punto di vista proprio anche della governance, della sostenibilità, insomma, perché si possa vivere meglio rispettando l'ambiente e partendo da un altro punto di vista. Io prima ti istigavo, no, a fare delle riflessioni, visto che insomma il Movimento 5 Stelle è chi realmente ha vinto queste elezioni, credo che sia stato un segnale molto forte di rinnovamento del modo di concepire la politica, no? Questa concertazione, questa trasparenza, questa partecipazione, il che non è facile, no? Questa governance sostenibile, certo. Dove nel tuo video, per chi non avesse visto la prima parte della trasmissione, abbiamo presentato un video con cui Riccardo Darè, insieme ad altri protagonisti, ha esemplificato in una comunicazione video il senso della sua tesi di dottorato, video che poi si è aggiudicato il primo premio, è un concorso indetto dalla rivista Science, che è una rivista internazionale per lo studio, la ricerca e la scienza, insomma un buon risultato, è stato sia votato per il contenuto ma anche per la realizzazione video, tecnica, grafica, quindi al di là dell'utilizzo dei linguaggi video come linguaggi moderni di comunicazione, questo nuovo approccio alla politica. Io prima appunto ti istigavo nel cercare di capire come i giovani intendono la politica, credo che il risultato del Movimento 5 Stelle sia abbastanza sintomatico di questa nuova volontà giovane, che potrebbe essere anche estesa, tu dicevi ho una visione della politica che sia apartitica, potrebbe essere estesa anche agli altri movimenti, altri partiti, perché poi di fatto tu dici voglio che ci sia un direttore d'orchestra, quindi ci spieghi meglio come i giovani oggi intendono la gestione della cosa pubblica? Sì, beh, sicuramente c'è una visione più globale, adesso i mezzi di comunicazione permettono a tutti di esprimere la propria opinione, cosa che magari un tempo non si faceva con la stessa facilità, non occorre essere iscritti appunto a nessun partito e sicuramente c'è più una volontà di partecipare, sporcarsi le mani, fare qualcosa di utile. E poi c'è anche molta più informazione, internet permette di essere più informati su tutto. Il ruolo sempre più, secondo me, entusiasmante e stimolante, però anche difficile, di un attore pubblico è quello di fare buona governance, cioè di riuscire, senza creando la giusta aspettativa, ma riuscire a mettere assieme tutte le varie idee che vengono dalla rete piuttosto che comunque dal territorio a livello locale o nazionale e riuscire a tirare fuori la giusta politica. Fare sintesi. Fare sintesi. Fare sintesi riuscendo a coinvolgere tutti. E la responsabilità dei tutti qual è? Perché è vero che ci vuole un buon direttore d'orchestra che faccia sintesi, però ci vuole anche un singolo solista, ogni singolo solista che suoni una buona nota. Certo, perché da sola viene fuori il caos, come si vedeva dal video. Io penso che appunto il caso studio della mia tesi di dottorato, quindi il parco, sia l'esempio proprio di cosa significhi bene comune. Il fatto appunto che tutti devono in qualche modo credere nel bene comune è importantissimo e non è facile perché poi alla fine ognuno anche giustamente pensa al proprio interesse personale e quindi a portare a casa qualcosa. Bisogna serve quindi uno stimolo a rinunciare a una piccola parte del proprio io per quello che viene chiamato bene comune. Il Parco Nazionale è un esempio concreto, ma lo Stato ne è un altro, molto più esteso, forse più difficile da capire. Ma... Quello che tu dici c'è una sorta di visione, no? Un po' hippie degli anni 70 che noi abbiamo, di altre generazioni abbiamo vissuto. Qual è la visione della società che voi avete in mente, voi giovani, no? In questa dimensione comune, ripeto, a me viene in mente la dimensione hippie, ma non credo che sia questo l'obiettivo, cioè come si fa a gestire il bene comune in armonia?
Io penso che comunque si può essere molto pragmatici anche in una visione IPIV, diciamo, nel senso che appunto adesso i mezzi ci sono, basta saperli usare e capire soprattutto a chi sono rivolti, quindi vuoi coinvolgere la fascia giovane, c'è internet, vuoi coinvolgere la fascia un po' più anziana, allora devi mettere su dei tavoli di concertazione, devi cercare di fare delle tavole rotonde in qualche modo o arrivare a casa del singolo cittadino. Però i mezzi ci sono e bisogna stare attenti a non escludere nessuno e le idee vengono fuori. Quindi non si può delegare ad un eletto No, è giusto delegare per le decisioni poi alla fine finale, perché qualcuno deve fare una scelta. Non è impensabile che tutti siano d'accordo su tutto. Però la parte di raccolta delle informazioni deve essere pubblica e deve essere trasparente, quindi tutti devono avere la possibilità di parlare e poi in qualche modo di accettare quella che è la soluzione finale. Quali sono i valori che andrebbero perseguiti in questa visione di un bene comune? Perché abbiamo avuto anni di società individualista, egoista, consumistica, in cui tutti quanti pensavano al proprio bene personale ed esclusivo. Oggi se un merito lo ha la crisi, questa è una mia opinione personale, è quella di averci riportato a riflettere sui valori reali delle cose. Quindi quali sono i punti che mettete voi anche in pratica nella vostra vita quotidiana che ci potete insegnare? Beh, io intanto punto con la mia sì, opinione personale, come sì, chiaro. Giovane, insomma, anche stakeholders di queste istanze. Certo. Secondo me, parlare di valori è difficile, soprattutto a livello politico, nel senso... No, valori proprio pratici di cose da fare. Certo, sicuramente bisogna, appunto, quello uno, capire quali sono le capacità individuali. Un grande valore è sicuramente quello dell'onestà intellettuale di ciascuno, però riuscire a mettere a disposizione le proprie capacità personali e secondo, appunto, continuo a ripeterlo, ma è la trasparenza, e quindi riuscire a capire cosa può fare l'altro, che adesso non è chiaro, anche adesso c'è il mezzo di internet, tutti accedono a qualsiasi pagina, ma nelle pagine che trovi adesso dei vari siti, anche del comune, eccetera, non sempre è chiaro quali sono le responsabilità di ognuno, quindi capacità e responsabilità del singolo individuo devono essere trasparenti, chiare. A quel punto uno sa anche a chi appellarsi per il singolo problema, la singola esigenza. Quindi meno informazioni civetta, perché poi quando ci sono tante informazioni diventano informazioni civetta, ma delle informazioni precise, puntuali, dirette, immediate, chiare. Sì. Tu sei riuscito a fare ricercatore, hai vinto anche questo premio, sei all'interno dell'università anche se i contratti che si rinnovano di anno in anno. Come si riesce a perseguire i propri obiettivi, come si riesce a coltivare anche quello che potrebbe essere un sogno che però pian piano sta diventando realtà? Sicuramente il gruppo di lavoro è fondamentale. Io ho la fortuna di lavorare con dei colleghi molto stimolanti e quindi anche se uno va avanti di contratti annuali, comunque io almeno ho la possibilità di esprimere quello che so fare, di essere valorizzato per quello che so, per quello che ho studiato. Quali sono state le tue carte vincenti, così per dare anche un messaggio a chi ci sta ascoltando della tua età? Io comunque ho una laurea in statistica e questa cosa mi ha aiutato sicuramente. Poi io personalmente so essere molto concreto, quindi da una parte creativo, come si vede nel video, però riesco a mescolare creatività con concretezza e questo secondo me è fondamentale, cioè alla fine parlare tanto non serve, bisogna anche comunque fare, mettere in pratica. Però spesso i giovani hanno voglia di fare ma non sanno cosa fare e per chi cosa fare, perché sai alla fine c'è tanta forza lavoro disponibile, tanto talento, ma non sanno a chi rivolgersi. Come fare a trovare i veri stakeholders che ti assumono, vuoi a tempo, a contratto che si rinnova, ma che comunque ti danno un'opportunità, un'occasione? Io penso che il mio consiglio è quello comunque di essere specializzati al punto giusto, da poter offrire qualcosa, perché spesso si chiede tanto ma non si offre mai nulla, e nello stesso tempo avere una visione d'insieme. Quindi a me ogni tanto spaventano i corsi troppo specializzanti, che poi non ti permettono di avere una visione ampia. L'università prepara, cioè da una parte c'è sempre la polemica, l'università deve preparare il mondo del lavoro, sì e no, l'università comunque deve aprirti la mente. E quindi uno deve essere in grado di cogliere questa apertura da una parte e dall'altra parte di specializzarsi in qualcosa, quindi anche materie
magari meno scientifiche come statistica, però comunque permettono di dire io sono esperto in questa cosa. Parte generale, corso monografico? Anche sì. Come esisteva? Come una volta. Come una volta. Una volta non c'è più e per fortuna, perché la vita va avanti, bisogna rinnovarsi anche con nuove visioni, nuovi metodi e soprattutto ascoltare i giovani che ce la possono fare, la ricerca quindi vince. Io ringrazio, vince non solo premi ma vince anche come realizzazioni personali. Ringrazio Riccardo Darè e subito dopo la pubblicità torniamo con un altro ospite e continuiamo a parlare di ricerca, un altro tipo di ricerca, tra pochissimo, grazie.